Allora, voglio. Questo cartellone c'è scritto Serie A. Vedi? Boh. Ah, boh. Vabbè, prima di iniziare col video vi saluto. Bene, bella a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Mercato Batman napoletano. Come state? Spero tutto bene. Come avete visto dal foglio qui, ho scritto una cosa. Ho scritto Serie A. Boh. Perché ho fatto questa cosa? Perché secondo me la Serie A non sta buona capo. E spero che la Serie A si convinca e dice ma che sto facendo? Ah, ma sono buono capo? Cioè spero che almeno se lo dica qualche volta sono buono calciarovelli, sì o no? Più no che di sì, secondo me. Io ma non invento scuse, lo sapete. Dico sempre come la penso. Ognuno è libero di dire ciò che vuole, va bene? Però, ok, su questa cosa non potevo fare un video, non potevo non fare un video. C'è una cosa che secondo me è troppo stupida. Cioè, boh, perché? Che è successo? Ieri sera, verso le 11, mi arriva questa notizia. Napoli e Pisa rischiano di avere il mercato bloccato per aver usato, cioè per aver superato l'80% dello stipendio che si può utilizzare in Lega Serie A, per la Lega Serie A. Allora, ok, e poi ha detto, aspettate, un'altra cosa, poi se il Napoli non paga, questa cosa sia Napoli che Pisa, se il Napoli non paga, anche se Napoli e Pisa non pagano, vabbè, avranno il mercato bloccato. E se non continuano a pagare le tasse non continuano a pagare le tasse per la Serie A per risparmiare i soldi, avranno una penalizzazione a livello sportivo. Questa notizia ce la porta il nostro carissimo amico Lungo. Non me la ricordo come si fa con cognome, ma ricordo si chiama Lungo, una cosa del genere. Però la ricordo se precisamente se si fa così. Vabbè, ce la riporta anche Nicolo Scira. Inizio a farmi due domande. Ma è vera sta cosa? Mi sono informato meglio. E hai detto Cristian Novello, questa è vera come notizia. E mi sono ancora informato su alcune persone dell'ambiente finanziario calcistico e hanno detto guarda, è vera sta cosa perché in Serie A c'è un limite per lo stipendio, vabbè, però ok, Serie A ci sta un limite, ci sta che il tu a boh, ci sta il limite e io lo ammetto, sono pure d'accordo che per tutto c'è un limite. Però, ok, per le cose, per magari mancati per i pagamenti delle tasse, cioè, a Napoli quando auto l'ha fatta? Mezza volta. Vabbè. Cioè tu a Juventus che c'è la ricera? C'è la ricera, ti togliamo dal mondo del calcio, devi ripartire dalla terza categoria, dalla seconda categoria. Cioè che si sta a ricera la Juventus e all'Inter, che pure l'Inter ha fatto con voto, con Brugge. A me, almeno nella storia recente, dal 2004, che il Napoli non... Cioè che il Napoli è stato acquistato dal presidente Aurelio De Laurentiis, il nostro grande presidente, non mi risulta che il Napoli ne abbia fatto...
cioè abbia fatto come si dice, dei mancati pagamenti delle tasse. Il Napoli ha sempre pagato le tasse e non uscitevi caso Simen, perché il caso Simen è Lille che ha accettato i soldi, perché il Lille non li doveva accettare. E poi un altro c'entra De Laurentiis nel caso di Osimhen, non la SSC Napoli. Qui invece sì, conta la SSC Napoli. E in pratica il Napoli, oltre ad avere questa penalità dai giudici sportivi, dovrebbe anche avere il mercato bloccato. È un mercato bloccato non come la Lazio che dovrebbe essere sbloccato il suo mercato di gennaio. Il Napoli, la Serie A ha ridotto che il Napoli può fare gli acquisti a zero, non gli svincolati, ma tutto dipende dalle entrate. Tu SSC Napoli, va bene? Puoi vendere massimo 3 giocatori, se non sbaglio, 3 o 4 giocatori. Quando ti entra, tu puoi vendere. Per esempio, che ne so, ti vendi a Marianucci a 10 milioni. Tu non puoi fare acquisti sopra i 10 milioni. Questo si intende come acquisti zero, capito? La stessa cosa vale per il Pisa. Ma il Pisa non mi ricordo se ne ha fatto nella storia recente del Pisa sono successe delle cose di questo genere. Non mi ricordo. Però, ok, io non faccio questo video per difendere la mia squadra. Io sono sempre stato imparziale, però io sono napoletano e i napoletani sono giusti in tutto, va bene? E quando vedi una cosa, e quando vediamo una cosa che non fa bene, che non è buona, ci incazziamo e che non è, cioè, soprattutto quando una cosa non è giusta. Vabbè, io vi saluto, vi ricordo di iscrivervi al canale e lasciare un bel like. Ciao!